Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo da satellite. Notiamo la fase stabile con anticiclone subtropicale che continua a stabilizzare le condizioni meteo su tutta Italia, a eccezione di un temporale segnalato sulle Liguria in queste ore, ma stiamo assistendo a giornate molto calde soprattutto al sud, oltre i 40 gradi sul tavoliere delle Puglie. Ma andiamo ad analizzare proprio quello che sta accadendo nel corso di queste ore sulla nostra penisola. Vediamo dalla grafica come il caldo africano conquista tutta quanta la penisola, portando un'ondata di caldo molto importante, soprattutto come si può notare sulle due isole maggiori, sul Nord Africa, sulla Sardegna e sulla Sicilia, condizioni di caldo estremo anche oltre i 40 gradi sulle zone interne. Sole e caldo intenso invece che stiamo assistendo sulle regioni del nord, ma comunque con valori termici attorno ai 35 gradi, condizioni di stabilità che continueranno fino alla giornata di domani, di venerdì, ma dobbiamo tenere d'occhio assolutamente questa depressione che viaggerà nel corso del pomeriggio sera di venerdì verso est, trascinando quindi queste correnti instabili atlantiche molto fresche verso la penisola, verso il cuore dell'Europa. Queste correnti continueranno a transitare verso est per portare un generale calo termico, mentre ancora il caldo sulla nostra penisola. Cosa accadrà proprio nella giornata di venerdì? Questa è la grafica che evidenzia come una ondata fresca che giungerà lungo il bordo dell'anticiclone si inseriranno infiltrazioni molto fresche di matrice nord-atlantica che si inseriranno sull'arco alpino centro-orientale e potranno scatenare quindi dei rovesci temporali molto intensi. Queste le aree più colpite, dalle Alpi lombarde e prealpi fino alle Dolomiti, Bellunese e tutto quanto il Veneto, a rischio di temporali entro la serata di venerdì e la nottata di sabato. Mentre si nota appunto come il campo anticiclonico di matrice subtropicale subirà un lieve cedimento proprio per la spinta all'ingresso delle correnti fresche che separeranno quindi in due l'anticiclone. Quindi quell'anticiclone africano subirà quindi un lieve calo sulle regioni settentrionali, soprattutto lungo il versante adriatico. Si avvicina intanto il fronte temporalesco previsto arrivare nella giornata di domenica, dalla nottata di domenica. Questo fronte di matrice nord-atlantica viaggerà sempre più verso est per portare quindi l'arrivo di una forte instabilità, un forte calo termico marcato con valori che potranno tornare finalmente in media non solo sulle regioni del nord ma anche sulle regioni del centro e del sud. Ma andiamo a vedere la previsione per la giornata di venerdì, che mostra al mattino cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, ma come vedete dal pomeriggio si scatenano i rovesci e temporali a partire dalle zone alpine e sulle prealpi Dolomiti centro-orientali. Questi temporali rovesci saranno accompagnati da locali grandinate, specie sul Trentino Alto Adige, condizioni che peggioreranno però entro la serata, quando i forti temporali da nord interesseranno anche buona parte della Valpadana fin sul Vicentino, Badovano e Veronese. Poi durante la nottata di sabato si evidenziano ultime precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia e sulla Slovenia, sui Balcani. È stata emessa quindi questa allerta rossa soprattutto sull'Alto Veneto per il rischio quindi di potenziali eventi meteorologici estremi come grandinate anche oltre i 4 cm di diametro. Si rischiano quindi anche isolate supercelle. Attenzione quindi sulle aree in rosso ma anche su quelle in arancione per i forti temporali previsti in serata sulle medie pianure nell'asse da Verona, Padova, Venezia. Ed ecco invece quello che accadrà nella giornata di domenica: l'arrivo dei forti temporali, il nucleo che riuscirà a sfondare sulla nostra penisola, sul nord Italia, per portare quindi forti temporali sulle regioni settentrionali. Una linea temporalesca che viaggerà da ovest verso est, coinvolgendo dapprima nella mattinata pomeriggio il Piemonte e Lombardia, spingendosi poi nel pomeriggio sera verso il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, interessato anche in parte l'Emilia Romagna, soprattutto la zona di Ferrara e il Basso Veneto. Queste al momento le aree colpite e individuate, zone che sono ancora soggette a delle incertezze. Sicuramente verranno colpite le zone a nord del Po con il rischio di forti eventi estremi, quindi grandinate e supercelle anche di grosse dimensioni, ricordiamo le grandinate. Il flusso caldo invece sulla nostra penisola continuerà a rimanere legato, ma questa volta solamente sulle regioni del Nord Africa e sulla Spagna. Qui sarà il caldo intenso, non avremo più il caldo africano che ha accompagnato le nostre giornate ultimamente
soprattutto sulle regioni del centro-sud. Assisteremo quindi a un deciso calo termico a partire dalla giornata di domenica dapprima al nord, in estensione poi lunedì anche al resto del sud, dove continuerà ancora a mantenersi caldo, valori oltre i 33 gradi durante il giorno, valori massimi invece tra i 28 e i 30 gradi al nord. E questo quindi quello che accadrà nella giornata di lunedì. Assisteremo quindi al ritorno di un campo anticiclonico che porterà caldo piacevole, temperature tra i 29 e i 31 gradi al nord, picchi di 32-33 gradi al sud, ma sarà un caldo decisamente più sopportabile, con affa meno evidente, affa decisamente minore al nord, dove si tornerà a respirare in modo deciso. Il caldo africano, vedete, sarà sempre relegato questa volta sul Marocco, sulla Spagna, e a sorpresa un possibile ritorno dell'anticiclone azzorriano in vista proprio nel corso della prossima settimana, mentre si evidenziano questi nuclei instabili che portano delle fasi di maltempo. Una possibile svolta è attesa proprio per quanto riguarda martedì, da monitorare questo vortice instabile sulla Gran Bretagna che potrebbe direzionarsi direttamente dalla giornata di martedì verso le regioni del nord. Questo vortice instabile infatti è previsto dirigersi verso le regioni del nord, portando quindi una nuova fase instabile, mentre l'anticiclone azzorriano sembra sempre più tentato di tornare sull'Italia. Bisognerà capire l'evoluzione nel corso dei prossimi aggiornamenti. Intanto mi fermo qui e rimani come sempre aggiornato per un paio di prossimi contenuti.